Siamo in questo tretto di vicino a Santo Predo, che si è nata su Cuzzone, ospite di un amico di Mimio Dirri, che ha costato questi soro. In compagnia di Andrea Porcheri, nugoreso, che si è impeso diplomato, mi pare, l'anno passato, e sul liceo classico Giorgio Asproni di Nugoro. Sì. E canta sapere a tenore, commenta Sì. poche contro. Il suo tenore nugorese. La prima domanda che ti queria fare, che vedo che sei il fresco del diploma, in scuola, grazie a lei, l'hai studiata o no? Beh, grazie a lei in scuola l'abbiamo specie azzinata, da una parte insomma del suo programma scolastico, ma non l'abbiamo mai approfondita come altri poeti, potete essere o poetas e scrittores de su matessi tempo, de sa matessi insomma tempera de grazie a lei, come ad esempio Giovanni Verga, surrealismo, insomma, non è stato mai confrontato con questa letteratura della Grazia Deledda. Tu che hai fatto sul liceo, la Deledda la possiamo inquadrare come da scherene il suo verismo o decadentismo o secondo te è stata un'esperienza letteraria completamente originale? Secondo me è un'esperienza letteraria completamente originale che mi ha portato pure questa chirca di collocare i suoi poeti, i suoi scrittori in una certa epoca storica, serrandolos, come si può narrare, in un tipo di scrivere, e ballao che cada uno deve essere studiato individualmente certo bisogno, certe affinità che si può andare da sa Deledda fino a altri scrittori che bisogno in Italia e sul mondo, però sa Deledda è una particolare che nasce in un particolare sistema storico, in una particolare città che è Scusa di Nugoro. Secondo te la Deledda può dare un contributo umano per la conoscenza della cultura nuorese e sarda e per i prosalimba che sono scritto suo? Sa Deledda è vero che ha scritto di più in italiano che noi sardo, ma non dimentichiamo che tutti i scritto suoi sono una fonte su quale noi dobbiamo attingere su mezzi e su più, insomma, su più importante per la cultura nostra. Che sono stati elevati ad un livello non internazionale ma mondiale.